Questo è quello che arriva a Fontanelle! Questo è quello che arriva! Questo è quello che arriva! Questo è quello che arriva! È finita! Questa non è cultura, questa è mafia! Questa è mafia! Si muore la mafia! Vergogna. L'urlo di rabbia della folla è fortissimo e accompagna il corteo fino alla prefettura. La vera notizia è che Agrigento per la prima volta in assoluto è scesa in piazza per gridare il proprio disagio. Mai vista tanta gente unita da un problema unico, perché l'acqua è il problema che ancora non si riesce a risolvere, lasciando nella disperazione le famiglie. Quartieri interi senza una goccia da settimane, turni programmati e regolarmente rinviati e promesse regolarmente tradite. Una situazione insopportabile, insomma. C'è da dire che la manifestazione di ieri è stata estranea alla politica, perché a guidarla c'era solo la voglia della gente a farsi sentire dalle istituzioni, senza bisogno di bandiere, ma soltanto con l'uso dei fischietti per aumentare il suono della protesta. Ricordiamo che tra i promotori del corteo in primo piano figura il cartello sociale con Don Mario Sorce, un prete dinamico che ha scelto di lottare a fianco dei cittadini tormentati dalle carenze di tutti i giorni. Ieri è stata la volta dell'acqua, il problema numero uno che ha visto proprio il cartello sociale e la Chiesa di Agrigento e gli altri comitati come Fontanelle Insieme scendere in campo per chiedere che venga riconosciuto un diritto sacrosanto che dovrebbe obbligare ad unire le forze per trovare la soluzione definitiva e aiutare anzitutto le attività a non subire il collasso. Staremo a vedere adesso, di fronte al chiaro grido di stanchezza della popolazione agrigentina, se qualcuno avverta il dovere di muoversi finalmente con un serio impegno.